io non lo so, ma tu non ti commuovi con l'applauso del pubblico? Perché? Ma lo Di senti gioia, che dici? applauso Ma che ci fanno? veramente no. Ci sarà, come no? Ci saranno almeno oggi ci saranno 800 persone. Grazie, grazie veramente che siete qui. Ci sono. Sì. Aspetta, scusami. Saluto la camera di Desiree. Ha incominciato, ragazzi. Saluto la mia camera. Ormai è cosa di ogni Saluto puntata. la centrale. Aspetta, me ne vado io, guarda. Ecco, Ti e sposto saluto io, la vai. centralina. Avvicina, batti manine che viene papà. Gioia mia, che dolce questa Che piccola. dire? La sua invidia. Ce perché... n'abbiamo un'altra là sopra, salutala nel Ah, frattempo. vero! Questa la chiamerò la camera artrosi. La camera cervicale. Artrosi cervicale, che stai così. A chiamare. Però ride, poi dice che sono cretino, ma ride. È cretino, però Ma fa ride. ridere. Va Allora, bene. Allora, oggi faremo le cro. in che senso le cro? Che cos'è Non le so cro? cosa sono le cro. Le cro. Il vero nome è nato da una situazione del genere, che uno ha detto ora faccio le cro. Quello non sapeva che cos'è, ci fa che? Faccio le cro. Che? Faccio le cro. Che? No, ragazzi, mi rifiuto, basta. No, me ne È vado. bellissima! Faccio le cro. Che? Faccio le cro. Che? E sono nate le crocche, capito? Cioè, veramente, guarda. Ma è vero, è uno successo in scemo. Francia. In Francia, proprio in Francia. Sì, che uno dice faccio le crocche. Dicevano così. Faccio le crocche. Le crocche. E siccome ci sono anche le uova nelle crocche, faccio le crocche. Quando sente la sua voce si commuove. Che cosa? Ti imito benissimo, guarda. Ti imito. Cioè, guarda, non mi fare parlare, dai. Dai, voglio morire. Lasciali stare, non mi fare Allora, parlare. dobbiamo fare diversi preparati. Ho Faremo visto, allora. le cro. Che? Le crocche. No, tu lo devi dire, le cro. Che? L'ho detto bene, è uscito bene. Le crocchie di latte. Ok. Sapevi che esistono le crocchie di latte? No, non lo sapevo. Le crocchie di Me ne voglio pesce? andare, basta. Le crocchie di pesce e le poi? crocchie di salsiccia. Le- Te ne andrai, ma te ne andrai al momento dell'assaggio. Le cro? Le crocchie di salsiccia. Le cro? Che? Allora, cominciamo Cioè, con una puntata così è complicata. questo di qua. Poi Allora, quindi. dobbiamo iniziare con la preparazione della la crocchè di latte. certo, qualcosa E secondo te dobbiamo che cos'è? iniziare. Secondo te che cos'è la E crocchè che ne di so, latte? la crocchè Una di latte. besciamella. Ah, la besciamella. È una besciamella, per cui guarda. Poi le dosi ve li farò avere. Noi ci andiamo a occhio. Mi dai un cucchiaio, me lo date? Cucchiaio, grazie. Allora, Mettiamo. burro a the pomata. butter. Sì, esattamente a pomata. A pomata. Brava. Un poco di andiamo a fare così. E cosa facciamo? Il il ro. ru. Il ru, con la U. Poi, Sta andando. Sta andando. La frusta, prepariamoci la frusta. La frusta, eccola qua. Ci prepariamo la frusta. Lo sai che facciamo? Che facciamo? Facciamo una cosa. è pazzo oggi, ragazzi, non lo so. Oggi che sono cos'ha. letteralmente Non schizzato. è normale. Guarda che faccio, risparmiamo tempo perché il tempo è denaro. Mi dai quel latte? Allora, sta Mi facendo, dai dice latte, mi lui, dai latte, le mi dai crocchette di latte. Non lo so cosa Guarda che sono. faccio. Sta facendo il roux, il coso, il burro e la farina. Siccome per fare la besciamella il latte deve essere rigorosamente caldo, Ok. ma noi ci secca Lo metti in microonde. a scaldare, lo microondiamo, capito? Anch'io lo faccio sempre quando faccio la besciamella. Ah, fai la besciamella? Metto il latte a riscaldare Brava. nel microonde. Ricordiamocelo solo, allaghiamo tutto il microonde e andiamo a mettere la farina. Una e due. Come vedi sto abbondando con la farina, verrà un roux bello serrato. Vedi, guarda. Vedi? Non so se la regia lo registra. Regia, stai reggiando? Ma ti sentono quando parli a casa, registro? Ah. È il microfono, è stato male. Ah, io ti volevo sentire invece, sai? Vabbè, E adesso allora, abbiamo fatto, guarda, sta andando, il roux così lo stringiamo più che possiamo. In questo mentre il latte è già caldo, lo presiamo, guarda, ok. prendiamo un mestolo
E guarda che facciamo, cominciamo. Ecco qua. Così. E iniziamo a fare la besciamella. Questa besciamella dobbiamo andare molto a occhio perché ci serve una consistenza molto come si dice, Densa, stretta, perché dobbiamo poi farle diventare crocchè. Guarda qua, vedi, sta uscendo dalla frusta perché man mano il calore la fa colorizzare. Ecco qua, vedi? Ora la lisciamo così e voilà. Vedi? Quando si stacca dalle pareti, guarda come si stacca. Ah, che vedi? bello, guarda, è proprio Siamo cremosissima a così, posto. ok. Così siamo a posto. Spengiamo. Ti è piaciuto questo modo di italiano spengere? Spengiamo. Ma guarda, ma Sì, ma guarda, ma... non ci faccio neanche caso perché non è che tu parli. Un po' di sale, un po' di sale, un po' di sale. Guarda qua che cosa facciamo adesso. Aggiungiamo del sale, così, e andiamo ad aggiungere il miglior salume del mondo. Qual è? La mortadella. Brava! Mi faresti Dei una dadini, brunoise di una mortadella? brunoise di mortadella, va bene. Piccoli possibilmente. Va bene questi di qua, un altro taglio e poi tagliare. Brava. Così. Come li vedi? Ecco fatto. Ma è diventata veramente brava! E li andiamo a mettere qui, nella besciamella. Cosa gli mettiamo pure? Una spolveratina Pepe, di parmigiano. Ah, parmigiano. Così. E vabbè. perché ridono? Perché certo che ridono. Tu fai a tipo indovinello. Perché? Che ne so? Ora, per poter fare le crocchette, questo deve raffreddare. Lo vedi che è Ah, caldo? ok, quindi misceliamo Il bene composto è mortadella e caldo. besciamella e facciamo E andiamo. mettiamo Però a come per magia, qual è la raffreddare. magia? L'abbiamo già fatto pronto. E andiamo Questo a me lo prendere porto a quello casa pronto. poi io stasera. Ok, guardalo. Eccolo qua. Bene, quindi Già questo è pronto, lo stesso freddo, raffreddato. Lo stesso, raffreddato. Lo mettiamo qui. Sì. Adesso andiamo a preparare le crocchette di salsiccia. Quindi questa è una base, diciamo, già Questa è la pronta, base, le sì. faremo dopo le crocchette, giusto? Esatto, sì, questa è la... Ok. Togliamo come... Priva. Priva Del suo budello. Priva del suo budello. Fantastica questa donna. Priva del suo budello. L'ho privata del budello. Bravo, Così, molto bravo. sì. Prendiamo un'altra bolla e facciamo la preparazione di queste La prendo crocchette io? di salsiccia. Sì, questa di qua, guarda. Cosa questa vuoi? di qua. Questa? Sì. Mettiamo qua la salsiccia. Poi del sale me lo presti? Eccolo. Del sale. Così. Un uovo. Poi andiamo a mettere del pangratè. Eccolo qua. Questo, del parmigianè. Cos'è? Del pangratè. Cos'è? Del prezzemolè. Sì, eccolo. Me lo tagli un po' di prezzemolo Ma fatto certo, piccolo? piccolino. Ormai tu sei uno chef di quelli Come hai che... fatto uno zest di prezzemolo No, per non è caso? testa di prezzemolo, un trito. Un trito? Questo Questo si chiama trito. Sì, sì, oggi però. Dai, Aspetta, dai, brava. aspetta così. Ecco. Anche così. No, non è andata. Prima lo devi, esatto, e poi fai così. Non è andata. Ora lo puoi fare, ora lo Posso puoi fare. fare? Ora lo fa, ora lo fa. Lo compatto. Ora lo fa. Hai visto che ora lo fa? Ma no, dove vai? Ok, Ok? perfetto. Metti? Prendiamo così, mettiamo qua e con le nostre mani rigorosamente sporche andiamo Andiamo a impastare. Allora, quindi... Dillo. Aspetta, come si chiama l'interno della salsiccia? Sì, è salsiccia, Della la salsiccia salsiccia. privata del suo budello. Esatto. Allora, quindi Mi salsiccia, dai un altro pochino di pangrattato? pan grattato, uovo e prezzemolo. Brava. Giusto? Sì. Oh, guarda che facciamo adesso. Gentilmente, mi metteresti a due quelle fettine di magnifico pancetto?
Allora, Una? una vicina? Sì, Così? così, così. Però farle congiungere. Ah, ok, a 2 a 2 Capito? così. Così, un po' perfetto. Giusto? Sì, Questa cos'è, pancetta? sì. Coppata, come si dice? Coppata, questa è tesa. Ah, tesa. Com'è tesa oppure Tesa, coppata? tesa. Coppata è quella rotonda coppata. Ah, ok. Comunque ragazzi sta veramente diventando, cioè Desiree, cioè veramente, cioè come Troppo cui va, brava. veramente, cioè veramente. Vorrei Dai. dire cioè veramente, vedi? Allora. Quando ci fermiamo, quando la mano comincia a uscire pulita, Bene. vedi che non si Quindi impiccica. significa che tutti gli Significa- ingredienti sono ben amalgamati. Esatto, si sono algamati, galmanati, Amalgamati. algammanati. Vabbè, basta. E facciamo la crocchetta, guarda. Fai una crocchetta e la metti, Uno. la giro? Faccio aspetta, io? Aspetta, No. prima vediamo, prima di chiudere le cose, vanno prima dosate, così vediamo se il dosaggio va bene. Credo proprio di sì. E anche di più, va bene così. A questo punto, A questo punto I wash my hand. Lo capisci l'inglese, eh? che devi fare? Ho Devi de- fare hai devi capito chiudere? l'inglese che ho detto? I Che hai wash detto? my hand. Ma lavi di mano. Ti lavi mano? E chiudiamo, dai. Chiudiamo, così. Guarda, 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 guarda. Non avere paura. Stringi i lati in modo che lo latifichi. Ecco. Così, stringi i lati, così la crocchetta è latitante. Prendiamo una teglia già precedentemente precedentata. Ok. È chiaro che noi ne abbiamo anche fatte altre, giusto? Ma queste dobbiamo far vedere Quindi che le queste mettiamo vanno in forno. E già una prima preparazione è andata in forno. È andata, manca la terza? Ora andiamo a fare le crocchette di latte. Cosa dobbiamo fare? Una bowl. Una bowl. Mi dai la farina? Mi dai la farina? Me la dai la farina, Desiree? Ce l'hai già. Ah, vero, Desiree, tieni. E ci vuole dell'acqua che andiamo subito a presare. Ecco qua. E adesso, prima di continuare, diamo i consigli per i consigli. Dai. Dillo in slavo. Dillo in crocchettese. In? Crocchettese. Consigli. Oh, Consigli per i perfetto. consigli. Sa proprio di crocchè. Oggi parliamo di Hai visto c'è la planetaria? Guarda, gira su se stessa. Pazzesco. Un ultimo poco d'acqua, che cosa abbiamo fatto così? La farina e l'acqua. E sarebbe la lega. La lega, La perché lega. dobbiamo andare poi a impanare. Si sfruttiamo questo piatto che avevamo precedentemente precesato, gli mettiamo questo, andiamo ad aggiungere un po' di sale qui, così, e un po' di sale qui, così. Facciamo così e facciamo così. Prendiamo la schiumarola Sì. e ci andiamo a fare queste crocchettine. Questo Allora. faccio così e tu vuoi là. Guarda, prendiamo le crocchettine, le andiamo a impastare così, così, le andiamo a mettere nella lega sempre con delicatezza, molta delicatezza. Facciamo cadere la lega in eccesso, pangrattato. Bene, quindi questo composto di acqua e farina che deve essere, ho visto, abbastanza cremoso, no? Un Certo, po'. certo. Pan grattato basta. e il cro è pronto. E questo il è cro, pronto. Un'altra? il cro. Che? Non il cro, là, se no non mi viene. Ah, è giusto. Vai, là. la rifacciamo vedere. Stiamo facendo le cro? Che? Che? Cioè stiamo diventando tutti cretini. Perché anche i camera Tutto lo me lo studio. dicono. Tutti facciamo anche questa così. Allora, l'ultima la faccio io. Fai andare un po', troppo grossa, troppo grossa. Guarda la misura, guarda la misura. giusta, guarda. è giusta. Facci andare un po' di portata, facci andare un po' di Ma portata. c'è Ah, la c'è no, la no, portata, però non mi c'è, mettere dai, ansia, vamos, dai, non mi dai, parlare dai, nelle dai, mani, va no, bene, mi me ne parli vado. nelle mani, non va bene così, dai.
Allora, vedi, la misura era piccola, lo sapevo io. E vedi, dai, compattala bene, Compatto. compattala bene. Dai, Ecco, la mettiamo nella lega. sì. Che non è... E acqua e farina e sale. Dai, Aspetta, dai, dai. Aspetta che te la metto qua così. Dai. E impano tutto così? Sì. Poi la riprendi nelle mani e la ricompatti. E la ricompatto. Esatto, dando la forma della crocchetta. Perfetto, questo lo leviamo, Ecco, questo lo leviamo, a posto. questo lo leviamo. Vai. E facciamo così, guarda, spostati. Facciamo così, tutte cose belle fatte in diretta che avevano un cuore. Dai. Certo, siamo così spontanei. Senti, cosa ci manca? Crocchette di pesce? Dobbiamo fare ora le crocchette di pesce. Questa Crocchette è di pesce. una rana pescatrice, la cosiddetta coda di rospo. Rana pescatrice, va Vedi, bene. l'ho sfilettata tutta, voi me la fate sfilettare. Dove vai? Vai dal macellaio, gli dici me la sfiletta per favore? Dal pescivendolo, me la fate sfilettare. Sì. Allora, quindi, E quindi facciamo così, guarda. Apriamo questo nostro magico frullatore, frullatore. così come lo vedi. Questa non ci serve più, giusto? No, però dobbiamo tagliare a pezzetti questa e facciamo così. Tanto il prezzemolo glielo dobbiamo mettere, tagliamo a pezzetti così. Allora, cosa fai? Dei tocchetti, no? Bocconcini, così. Tocchetti. Bocconcini. I tocchetti sono così, sai come sono i tocchetti? No, come Guarda, sono guarda. i tocchetti? Una brunoise di rana Ormai pescatrice. tutte cose sul Brunoise, tutto è reazione di Maillard, tutto è niente, Zest, ormai è tutto ormai questo. sono un esperto. Veramente oggi hai aggiunto il fumetto, Il fumetto. si hai aggiunto qualche cosa che Fumetto. tutto sommato interessante. Allora, quindi... Andiamo a mettere il sale, mettiamo del sale. E lo guarda, frulli così crudo, senza niente, Crudo, solo poi pesce. mettiamo del un po' di petrosano. prezzemolo. Del petrosano, Sì. così, un profumo, ti ricordi che vuol dire un profumo, vero? Un profumo è poco. Bravo, Di cosa? Di un aglio? profumo d'aglio, Poco. togliendo la buccia, abbiamo tolto la buccia, mettiamo dentro così, un pochino di olio, così. Ti sembra strano? Un po' di latte. Un po' di latte, dai, vediamo. Metti del latte, ti dico io basta, della farina, guarda, Un po' di farina. poi troveranno gli ingredienti. Quindi lo E ora fai... tu dirai, Totino, ma è possibile? Ma dici sul serio, dimmelo. Dimmi, ma è possibile? No, dimmelo, Dai, con più prima dimmi stupore, ma prima no, con dimmi più cosa. stupore. Ma prima dimmi cosa, scusa. Tu preparati, Desiree, Sono metterò pronta. un po' di lievito. No, ma è possibile? Sì. Ma non ci credo, ma com'è possibile? Perché queste sono le Che? crocchette. Un pizzichino di lievito abbiamo Siamo messo. peggiorati. Sì, allora. sì, molto. Vabbè, un po' Così. di lievito. Chiudiamo. Il sale gliel'abbiamo messo. Sale messo. Sì. Chiudiamo. Questo me lo levi prima che lo faccio Ma cadere, certo, grazie dai, amore. perché no? No, di là, amore. Lo vuoi messo Non là? ne vuole di lavorare, non ne vuole. Già Ma, per lei andare da lì a là, ci vuole. Lo sapete che mi ha chiesto? Ah? Scusate, per andare da lì a lì, non è vero. ma non ci sarebbe un runner? Per chi non non è conosce vero. questa parola runner nel cinema, nel teatro, nella televisione, il runner è colui che va a prendere gli artisti e lei ci è Ma abituato. non è vero, ma quando Lo mai? dice sempre, ma il runner io quando lo devo avere? Ma non è vero. E stiamo preparando le crocchette. Eccoci qua. Però Allora, siccome quindi questi già è così composti l'impasto? devono riposare, Noi l'abbiamo già fatto. brava! E allora andiamo a prendere quello pronto. Sto arrivando. E allora, come vedi, l'abbiamo fatta raffreddare, però lei stessa ci dice che ha bisogno ancora Di un po' di farina, deve di un essere po' più di densa, farina, giusto? Più così. stretta. Sì. E la andiamo a sefortolare.
Quindi questo non è pazzesco, altro che cioè questo l'hai fatto già col la pesce. rena pescatrice, Rana pescatrice, ricordiamolo. il lievito. Il lievito. che si è avvonciato Ma il un lievito poco. perché si mette il lievito? Così ti Spiegami. viene bella, la farina prende quella consistenza spugnosa da frittura. Ah, ok. Capito? Ok. Capito? Perché il lievito, cosa fa il lievito? Lievita. Brava. E da quando l'hai saputa sta cosa? No, dico, da sempre, no? Da sempre, brava. E anche questo composto è pronto. È pronto. Allora, mentre abbiamo preparato le cose... Che? Perfetto. Ora facciamo delle cannelle. Le cannelle che Le poi fossero quenelle, crocchette. allora, quindi un tipo in forno e 2 fritte, giusto? Brava. Dai, la faccio io. Dai, vai, prova. Sicuro? Sì. Però c'ho questo dito ancora che non... C'è sto dito. Brava. Un altro giro. Sempre fuori cucchiaio. Ok, ora dalla a me. Dalla a me. Dalla a me. Era buona, com'era? Perfetto. Senti, lo devi fare tu, lo diciamo, è inutile che lo dico. Mi sono fatto male al braccio, ci sto provando. Ma è la mi fa scusa, male. ragazzi, Non è vero, non vuole dai. fare niente. Basta, quella già la puoi mettere, mettila dentro, dai, piano, come se... No, troppo alta. Va bene. Maria. Continua. Ti vedo un po' Continua. teso. Dai che lo sta facendo. Signori, conosce la reazione di Maillard, la brunoise, lo zest, il fumetto, la brillantatura, ormai è lei. È Che lei, chef, Francesca ragazzi. Di Giorgio. Ma chi è Francesca? Quella che cucina veramente, non tu. Chi è Francesca? Non mi è venuta così ora. Vai. E la spingo così? Sì, basso, quando metti una cosa nell'olio deve essere bassa, che se no scattia e si dice io quelle schizza alte sono e ti fai male. 1,74 m sono, che vuol dire? Vabbè, dai. Devi essere Io bassa. intanto preparo il piatto dove andremo a mettere queste meraviglie tutte ensemble. Allora, Io me lo preparo, prendo la schiuma roll, la lavo, vado, sì. Mon amore, ricordati che quando lavi un utensile per andare in frittura lo devi asciugare bene, Perché? se no scattia. Oh. Capito? Eccolo là, lo sapevo, eccolo. Come sto andando? Da Dio, veramente, guarda, io penso che se non fossi nata sarebbe stato tutto meglio. Sei No, ho scioccato? sbagliato, scusa, ho sbagliato. Volevo dire se non fossi nata. Guarda che stanno diventando belle e gonfie. E gonfie. Cittadino, com'è che diventano gonfie? Perché ci ho messo il lè, Il ci lievito. ho messo il lè, ci ho messo il Senti, lè. qua c'è un pezzo di pesce. Troppo, però lo devi fare uguale. Allora, la cucina è anche questo, devi farle uguale, se no poi la cottura viene disallineata. Va bene, Va dai. bene. Va bene, dai. Dai, bravo, continua, sì, ecco. Questa era abbastanza grossa, dai. Niente, ragazzi, questa ricetta le possiamo chiamare le crocchè Di di Desirée. rana pescatrice uguale a Desirée, anche perché si somiglia con la rana pescatrice. Ultima, dove la metto questa? Già, Non mi c'è uno entra. spazio. Lo sai cosa faccio io mentre tu fai questo? Che la fai? Esco le crocchè di salsiccia. Ah, le crocchè di salsiccia, quelle lì con la pancetta messa in forno, dai. Ma che cosa sono, Desi? Ah, bellissime, guarda Ma un che po'. cosa sono? Bellissime. Bene, Meravigliose. Allora, forza. quelle Queste che già vuoi fare? Sono cominciamo. quasi pronte. Qualcuna si può uscire, tipo questa. Crocchette di rana pescatrice. Una. Due. Senti che profumo che fanno. Sì. Te immaginavi una frittura così senza panatura, senza No, niente? non me lo immaginavo, ma è il lievito quindi che Sì, fa questo. sì, il lievito che fa questo gioco qui. Desirée, ma che fai? Una volta che le hai fatte tu, Dai, le escile faccio pure tu. io, le esco Escile io, pure è una tu, mia dai. ricetta questo ormai. Dai, fai colare bene l'olio. Così va bene? Sì, prendi quella schiumarola, prendila meglio. Perché? La prendi troppo di punta. Sì, e se ti cade dentro l'olio ti fai male. No, ci sono, dai. Esatto. Allora, Vai. quindi siamo Ma pronti ti immaginavi per... che quello impasto poi assumesse questa... No, non mi immaginavo proprio, infatti guarda, mi sono stupita quando ti ho visto non impanarle.
Sembrano tipo delle crespelle, no? Bravo. Ecco qua, allora, quindi sei stata grande e la questa mettiamo. seconda ricetta è pronta, guarda, la prendo io e la metto là. Guarda. Qualcuno si chiederà, ma nell'olio dove hai fritto il pesce ora gli friggi Sai, questo? anch'io me lo stavo chiedendo, No, devo dirti la perché verità. siccome qui c'è il pangrattato, ma tu ti accorgerai che non avranno sapore Non si di pesce. sente? No, quindi si Te ne può accorgerai. fare, diciamo. Sì, sì. Tranne che non fai pesce infarinato. Ok. Se fai pesce che l'hai messo nella farina, no. Ecco qua. Ora aspettiamo anche questo. Diamo una pulita. Diamo che una dici? pulita, Diamo una dai, pulita? sì, prepariamoci per l'assaggio. Allora, questi sono i nostri piatti pronti. Pronti. Allora, ho fatto le crocchette di rana Hai pescatrice. fatto le crocchette di rana pescatrice, chi le ha fatte? Io. Ho fatto. Non hai fatto niente, le ho fatte io quelle, le ho pure fritte, ho fatto tutto io. Dai, hai fatto. Allora. Quelle forse no, quelle le ho rotolate io. Tutte tu, quelle le hai Quelle impastate tu. forse le hai fatte tu, dai. Allora, abbiamo fatto le crocchette Che? di rana pescatrice, le crocchette Che? di salsiccia e le crocchette Che? di latte. Di latte. Dove, Allora, dove cominciamo iniziamo? dal sapore più leggero. E quindi qual è il Le sapore crocchette più di latte. leggero? Quelle di Le latte? crocchette di latte. Che Sì, sono anche dai. le più calde, giusto? Esattamente. L'hai fatta apposta. Vai, vai, no, Io la puoi inizierei mangiare. dalla La puoi mangiare. No, salsiccia. i sapori sono... Sì? Com'è? È buona. È buono, eh? È proprio besciamellosa. Certo. È vero o no? Le crocchette di latte. Me le conservi queste? Me le Sì, porto a casa? tutto a casa si fa, pure le telecamere si porta a casa, capito? È No. questo così, me le conservi. C'è Gaetano, il caramelle che mi fa, ma come pazza? Io queste le tolgo intanto. Poi passiamo sì, continua, no? Io aspetto tanto. No, il perché problema nel c'è, frattempo sì, si sta raffreddando. sì. Esatto, ed è ancora più buona. È ancora più buona. Esatto. E tu non vuoi assaggiare, giusto? Non posso, tu non vuoi. Sono buone però, sai, Io lo peccato. so, grazie. Peccato. Grazie. È un peccato. È un peccato. Ora passiamo ad assaggiare la crocchetta di pesce di rana pescatrice. Ecco qua, prendiamo questa. Guarda. Assaggiala. Com'è? Sono stata brava, Ti eh? giuro non lo immagini nemmeno. È tipo una crispellina. Di rana pescatrice. È Buono. una crispellina di pesce, un po' calda ancora, però. Però buono. Vabbè, me le mangio dopo, dai. Passiamo avanti che dobbiamo chiudere. Prendiamo voi, mi dai un coltello alla forchetta. E abbiamo fatto il latte, il pesce e la carne. E questa è quella Crocchè di di salsiccia. salsiccia. È buona. Buona? È Non buona. me l'aspettavo, sai. Salutiamo. forse. Va bene, salutiamo. Come ti è venuta questa ricetta a te? Ma così, salutiamo. Salutiamo, dai. Arrivederci. Salutiamo. Arrivederci, ci vediamo alla prossima, siamo felici. Grazie di tutto. Ta ta. Abbiamo fatto le Che? crocchè di latte. Per la besciamella 1 litro di latte, 100 g di farina 0, 100 g di burro, sale e pepe quanto basta. Per la lega 250 di farina, 200 g d'acqua, sale e pepe quanto basta. Crocchè di salsiccia, 500 g di salsiccia, 2 uova, 50 g di pangrattato, 30 g di parmigiano, pancetta tesa quanto basta, prezzemolo quanto basta. Per la lega 250 di farina, 200 g d'acqua, sale e pepe quanto basta. Crocchè di pesce, una coda di rospo, mezzo spicchio d'aglio, mezzo bicchiere di latte, 50 g di farina 0, una punta di lievito di birra.